Grazie di essere intervenuti così numerosi, peraltro qui in Piazza Aurora per questa serata che si preannuncia veramente speciale. Beh, è speciale innanzitutto per tutti voi che avrete la possibilità di vivere una serata praticamente all'interno di una playlist, perché questa sera sentiremo veramente tante canzoni, molte hanno fatto la storia della musica, praticamente tutte, soprattutto con delle voci bellissime che questa sera ve le proporranno. Una serata speciale, grazie, e naturalmente lo sarà anche per chi ha voluto regalarci questo concerto, ovvero sia l'amministrazione comunale con l'assessorato alla cultura e il comitato di Piazza Aurora, Piazza Mazzini, che hanno collaborato alla buona riuscita di questo incontro. È una serata speciale per chi, se non per i ragazzi di questa serata, i ragazzi che alcuni di loro hanno vinto un concorso molto importante, la 9ª edizione del concorso internazionale di musica moderna Onde Sonore. Allora, perché è speciale per loro e perché dicevo alcuni di loro? Beh, dovete sapere che questo è un concorso che è stato organizzato e viene organizzato ormai da 9 anni a questa parte dall'associazione Musica Viva e dalle scuole di musica Claudio Monteverdi, con il sostegno sempre dell'amministrazione comunale. Ebbene, loro hanno già vinto, c'è stata la conclusione, al Teatro Vivaldi c'è stato già un concerto di premiazioni. Tra tutti i vincitori, cioè i numeri 1, sono stati scelti i numeri 1 dei numeri 1, cioè la giuria praticamente ha scelto coloro che meritavano di più di esibirsi sul palco, perché parliamoci chiaro, per chi ama la musica, per chi ha la passione della musica, per chi vuole fare di questo anche, perché no, un lavoro, un mestiere. Sì, è vero, ci sono riconoscimenti, c'è la medaglietta, c'è il diploma, eccetera, eccetera, però cosa c'è di meglio se non l'esibizione di un palco come questo, se non avere gli applausi di una platea come questa? E allora grazie a tutti voi che siete intervenuti, perché grazie a voi che tutto questo sarà speciale. Grazie. Allora, io dicevo, abbiamo ringraziato il comune, il comitato, abbiamo citato chi ha organizzato le serate e chi ha voluto regalarci questo concerto, però secondo me, non so se la pensate alla stessa maniera, se una cosa come questa funziona veramente, se ci sono tutte le caratteristiche perché sia veramente un successo, alla base ci deve essere soprattutto una cosa, la grande passione delle persone. Se non ci sono le persone che hanno questa passione, questo fuoco dentro che ci dà la possibilità di vivere queste emozioni, beh, queste serate non avrebbero senso e sicuramente non verrebbero organizzate. Ecco perché qui sul palco voglio una di queste persone che hanno proprio questa passione e questo fuoco dentro, come lo dicevo prima, e che negli anni hanno lavorato tanto, comprese in questa edizione, per regalarci questo tipo di manifestazione. Lei è naturalmente inimitabile, insostituibile, Sabrina Comin. Buonasera Jesolo, e grazie Fabrizio, ma grazie a questo meraviglioso pubblico, grazie Jesolo per essere sempre così numerosi qui in Piazza Aurora. Sabrina, posso fare in modo che questo applauso che è stato fatto a te venga in qualche modo esteso a tutte le persone che a fianco a te, sia nell'edizione del Teatro Vivaldi che questa sera ti hanno dato una mano? Assolutamente, naturalmente non riesco a fare tutta da sola e quindi un grazie va all'Associazione Musica Viva e alle persone che stanno sempre accanto a me. Dal maestro Dino Doni, che so qui presente questa sera, a Manuela Granzotto, alla nostra direttrice, la professoressa Daniela Vidali e tutto lo staff proprio delle scuole Monteverdi. Grazie a loro perché siamo una grande famiglia che crede proprio nella musica. Se glielo fate un applauso, sì, direi che sono contenti tutti quanti. Non scappare via, vieni qua, so che sei nervosissima, sei... Allora, i ragazzi, quelli che poi si esibiranno, ormai hanno già un curriculum che gli permette di dire, beh, insomma, mi sono esibito davanti a tanti palchi, no, naturalmente mai un palcoscenico come Piazza Aurora, inimitabile. Nonostante questo, la più emozionata riesce a essere la Sabrina, giusto? Sempre io questa notte davvero non ho dormito. E vi posso assicurare che è così veramente. Perché è proprio così, perché tutto deve filare liscio, ma soprattutto tutto deve essere una grande emozione, perché questo palco porta sempre tanta fortuna ai nostri ragazzi e io voglio davvero che rimanga un ricordo per loro per tutta la vita. Allora, vediamo, facciamo un po' il riepilogo delle puntate precedenti e anche quello che è successo qua. Dicevamo prima, è una giuria un po' speciale, quella, anzi molto speciale, quella del concorso Onde Sonore, e che ha avuto anche dei presidenti particolarmente importanti. Ad esempio, citane una, quella del 2014 mi pare? Beh, sicuramente Cheryl Porter è stata la nostra grande presidente di giuria, grazie a lei siamo riusciti a far crescere proprio il nostro concorso, quindi un grande applauso a Cheryl perché il suo cuore è sempre qui con noi. Poi ce n'è stato un altro che tra l'altro avremo la possibilità di gustarci, assaporarci la prossima settimana con il Festival Show, perché dirigerà l'orchestra sinfonica del Festival Show.
il grandissimo maestro Diego Basso. Diego Basso, che per quanti magari lo conoscessero meno, beh, anche per lui ci sta un applauso, l'anno scorso ha fatto, no, sentivo da una parte un applauso, dall'altra no, facciamo tutti quanti insieme. Facciamolo Allora, tutti questo facciamo applauso anche al maestro Diego. la prova generale degli applausi. Allora, Un dicevo, grande amico, l'anno davvero. scorso ha seguito il tour di 3 ragazzotti, insomma, che allora sono 3 tenori e che hanno deciso di chiamarsi Il Volo. Il Volo. Ecco, noi avevamo appunto il direttore d'orchestra, colui che guidava, diciamo così, la musica non di solo questi 3 l'anno scorso, ragazzi. quest'anno hanno davvero girato tutta l'Europa in un tour fantastico, proprio il magico tour, proprio sempre Il Volo. diretto dal maestro Diego Basso. Altra domanda, quanti ragazzi hanno partecipato nell'ultima edizione al concorso? E mi interroga, sì, Fabrizio, io mi sono cioè, preparata. Dai, tu sei prof, ma questa sera faccio io le domande. 120 ragazzi sono arrivati da tantissime regioni italiane, ma anche dall'estero, quindi una grande partecipazione. Ma anche dall'estero, 120, quante categorie c'erano? Allora, le categorie erano divise in sezioni, quindi 5 sezioni, dal canto solista, la batteria solista, chitarra elettrica, le tastiere e i gruppi, quindi 5 sezioni e poi ogni sezione è divisa in 3 categorie, appunto divisa per età. La giuria quest'anno era composta da? Allora, il grandissimo Andrea Fontana, il batterista proprio dei grandi big, da Tiziano Ferro, Elisa soprattutto, quindi un grande nome proprio della musica moderna, Max Ianantuono, avevamo il maestro Dino Doni, Sonia Fontana per la voce e poi me ne manca uno, me ne sfugge, e Dado Neri questa sera, ecco, lui è il bassista proprio del Festival Show, quindi questa sera lui è a Bibione, È a Bibione proprio che sta per suonando. il Festival Show e la prossima settimana, il Qui- 10 il agosto, 10 di qui a agosto. Jesolo in Piazza Torino. In Piazza Torino, ingresso libero, ci sono tanti Sì. cantanti, tanti grandissimi nomi Grande come serata sempre. Baby K oppure gli Stadio, ci saranno anche, poi magari Sì, sì, qualche tanti nome nomi. mi verrà in mente e ve lo dirò. Altra cosa, quanti sono i cantanti che hanno vinto e che questa sera sono stati selezionati? Allora, questa sera abbiamo 6 esibizioni, avremo dei solisti, avremo un duo di voci, avremo una band, una grande band rock e quindi 6 saranno i vincitori selezionati proprio dalla giuria per questa serata. Allora, sai Sabrina una cosa, io li ho visti emozionati, si stanno preparando, vogliono cantare a tutti i costi, però secondo me, visto che i protagonisti sono loro, una presentazione qua, perché un applauso a tutti quanti insieme glielo farei anche. Io direi proprio Allora di ci sì, spostiamo un grande attimo, Fabrizio. chiamiamo la prima, lei ha 12 anni, è la piccola del gruppo, arriva da Cordovado in provincia di Pordenone, canta da quando aveva 4 anni nel coro arcobaleno però di Caorle, di cui fa parte ancora, e da solista ha già partecipato a molti concorsi, naturalmente anche a Onde Sonore, vincendolo. Lei è Rebecca Piovan. Un grande applauso, Jesolo, fatevi sentire! Noi ci spostiamo un attimo, Sabrina, tu rimani là pure, Rebecca. Allora, lei arriva da Cittadella, da 3 anni, ha fatto 3 anni di lezioni di musica, quindi pianoforte, canto, ha partecipato più volte al concorso Onde Sonore, a dimostrazione del fatto che diventa anche un modo per naturalmente crescere dal punto di vista musicale. Lei è Elisa Rebeschini. E ancora ha cominciato a cantare con il coro delle voci bianche Ars Nova a 7 anni, ha studiato pianoforte, batteria, percussioni, è autodidatta come chitarrista, però la cosa le è riuscita veramente bene e questa sera ne avremo un'altra dimostrazione. Lei è Giulia Vianello. La loro è una storia un po' particolare perché si sono conosciute, pensate, 7 anni fa, grazie proprio alla musica. Da quel momento non si sono più lasciate e continuano ad esibirsi in coppia. Hanno 16 anni, arrivano da Sant'Arcangelo di Romagna lei e l'altra da Faenza. Loro sono Michela Mussoni e Giulia Toschi. Allora, voce e pianoforte ha talmente stupito la giuria che nell'ultima edizione, quella che poi ha vinto, anzi ha stravinto, assieme a molti altri naturalmente, la giuria stessa l'ha voluto come inizio della serata, del concerto. Proprio lui, cioè, ha Aprirà lui. aperto la serata. Infatti l'aprirà anche questa sera. Lui è Gabriele Tagliaro. Io vorrei aggiungere che in 9 edizioni di concorso Onde Sonore è la prima volta che diamo il 100 su 100 proprio ed è andato appunto a Gabriele Ecco, Tagliaro. insomma, poi sei autorizzato a fare così.
Allora, questa è un'altra bella storia di amicizia attorno alla musica, perché allora, il progetto di questa band è iniziato proprio grazie alla Scuola di Musica Monteverdi, che ha unito appunto varie anime musicali e li ha messi insieme. Pensate che loro invece, proprio in questo 2017, in questa edizione, si sono costituiti di fatti ufficialmente, le onde sonore li hanno tenuti a battesimo, sono bravi, sono belli, e soprattutto Bellissimi. anche vincono perché hanno vinto il concorso. Li ascolteremo questa sera con, come si diceva una volta, le chitarre distorte, col rock quello bello. Loro sono gli Arem, con Anna Buso, Noemi Chimirri, Chiara Ferro, Riccardo Moretto e Margherita Tedesco. Eccoli qua. Eccoli i nostri vincitori. E questi sono i vincitori della 9ª edizione del concorso Onde Sonore. A tutti loro naturalmente il grandissimo applauso di questa platea bellissima qui in Piazza Aurora. Un grande applauso proprio dalla città di Jesolo per voi. Allora ragazzi, so che non si dà mai le spalle al nostro pubblico, però per un selfie si fa, no? Venite da questa parte, Assolutamente dai, sì. forza. Questa cosa qua che fa molto, molto trash, molto Barbara D'Urso. Vai. E vai. E questa soddisfazione ce la siamo tolta. Bene. Allora, Bene. Grazie ragazzi, potete potete andare. andare a preparare. Noi siamo però, Sabrina, a Jesolo, una città Sì. internazionale, come internazionale appunto il premio di musica, quindi travestiti da papessa e diamo il saluto in versione inglese. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the concert prize Onde Sonore. We are very happy to introduce some winners of the 9th International Modern Music Competition Onde Sonore. This big music competition is organized by the Music School Claudio Monteverdi, the Musica Viva Association and the Jesolo Administration City. The young singers have a great musical talent and everyone has won the first prize in the competition. We invite with great applause Fabrizio Cibin, the presenter of the evening, and I wish you all a good concert in Jesolo. Have fun! Grazie. Sabrina, in versione tedesca. E qua ti voglio. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend an alle und herzlich willkommen auf den Konzertpreis Onde Sonore. Wir freuen uns sehr, dass Ihnen einige Gewinner des 9. Internationalen Modernen Musikwettbewerb Onde Sonore zuhören können. Dieser Musikwettbewerb ist mit der Musikschule Claudio Monteverdi, des Musikvereins Musica Viva und der Jesolo Stadt im März organisiert. Die jungen Sängerinnen haben ein großes musikalisches Talent und alle haben den ersten Preis gewonnen. Wir empfangen mit einem herzlichen Applaus der Moderator des Abends, Fabrizio Cibin. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend in Aurora Platz hier in Jesolo. Viel Spaß an alle. Grazie. Hai anche altre versioni perché mi piace prendere l'applauso quando vengono presentato così. Per la prossima edizione mi cimenterò magari Perfetto, ma nel russo. aggiungiamo il francese e aggiungiamo il russo. Poi hanno visto anche qualche cinese girare per Jesolo e non i massaggiatori Lo propriamente. faremo, insomma, lo per l'anno faremo. prossimo mi preparo. Allora, piccola parentesi, perché noi abbiamo citato le persone che lavorano, però all'inizio abbiamo detto che tutto questo è possibile perché ci sono associazioni sì, ma anche istituzioni, che è importante, che danno una mano, che insomma è importante. Questa serata d'altra parte l'ha voluta l'assessorato alla cultura, Sì, giusto? l'assessorato alla cultura e quindi la città di Jesolo. Io davvero ringrazio di cuore l'amministrazione della città di Jesolo perché crede in questo progetto e quindi inviterei qui sul palco sì. il nostro assessore alla cultura. Otello Bergamo, assessore alla cultura del comune di Jesolo. Ben arrivato. Prego. Buonasera a tutti, grazie di essere qua in questa piazza per un'occasione che ormai è diventata una tradizione importante per la nostra città e devo dire insomma che io porto i saluti dell'amministrazione comunale, miei, del sindaco e di tutta la città con un ringraziamento prima di tutto a Sabrina Comin che da anni si spende in maniera gratuita e veramente dà anima e corpo per questi ragazzi, per le famiglie e soprattutto anche per portare un po' di cultura di altro genere, non quella scritta ma
quella parlata, dando l'opportunità a questi ragazzi di un palcoscenico che è quello di questa piazza e che può negli anni, come abbiamo visto in tanti altri casi, Stella piuttosto che Nadai eccetera, andare anche a livelli molto alti su TV nazionali. Quindi un grande applauso prima di tutto a Sabrina Comin, che è veramente il dominus e la città è veramente grata. Su Fabrizio non c'è niente da dire perché insomma è un dovere essere qua. Sono in più, È un'istituzione. Sono il maggiordomo. Approfitto poi per salutare e ringraziare, ho visto prima il presidente del comitato Vittorio Gallo, che oggi pomeriggio sotto il sole ci ha dato una mano a organizzare la piazza. Veramente se non ci fosse il comitato non ci sarebbe l'opportunità di organizzare queste serate, e naturalmente Mario Bars, che fino allo scorso anno è stato il presidente, ci è stato molto vicino. Quindi un grande in bocca al lupo a questi ragazzi, sapendo che l'amministrazione comunale è sempre al vostro fianco, e con l'auspicio poi di ritrovarci il prossimo anno magari a dire beh, ma quello l'ho visto ed era l'ho visto a Jesolo il 3 di agosto del 2017. Quindi buona serata, buon divertimento e un grazie ancora. Grazie Otello. Grazie Assessore, grazie. E adesso devi davvero di cuore. tradurre quello che ha detto l'assessore. No. Adesso traduco, non c'è nessun problema, posso tradurre. Mi ha fregato, no? Pensavo che si impressionasse. Allora, direi che abbiamo detto tutto. Sì, ci serve un'ultima cosa, perché noi sentiremo cantare e suonare naturalmente tutto live, però ci sarà anche un corpo di ballo che ci accompagnerà. Chi sono? Allora, ci allieterà con delle coreografie la ballerina Valentina Pappa, e poi avremo un intervento proprio di ballo delle piccole baby dance dell'associazione Croce Via di Croce di Musile di Piave, quindi avremo anche il ballo su questo palcoscenico. Bene, abbiamo parlato tanto, ma serviva a dire tutto quanto. Adesso vi prometto che parleremo pochissimo, giusto il minimo indispensabile, perché è la musica che deve essere protagonista e sono i ragazzi che devono essere protagonisti. Certo. Con il primo brano, la prima canzone. Lo abbiamo già anticipato prima chi sarà il nostro cantante questa sera, e inizierà. Allora, il tema dell'amore, Sabrina, come sai, è spesso ricorrente nelle canzoni. Ecco, i primi due brani, in particolare il primo, in qualche modo lo affronta da una prospettiva un po' diversa, visto che si parla di gelosia. Sì, si parla di gelosia con Labyrinth, che la propose ancora qualche anno fa, e diceva: sono geloso del vento che ti accarezza, sono geloso delle notti che passi da sola, però sono anche contento perché, e spero per te, che il mondo dia il meglio per la tua vita. Quindi diciamo una canzone a suo modo romantica e a suo modo una canzone d'amore. E allora Gabriele Tagliaro con Jealous. A voi, buon concerto! I'm jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than your hands have been. Oh, I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind trample for your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. 'Cause I wish you the best of all this world could
that I don't spend with you. I'm wondering who you lay next to. Oh, I'm jealous of the night. I'm jealous of the love that wasn't near, come from someone else to share. Oh, I'm jealous of the love, 'cause I wish all the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I've always had you come back, tell me all you find was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. As I sang in the sun, watch you sleep to my hands. Oh, is it dying another day? Hey, 'cause all I do is try behind this my eye. Well, show the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I've always thought you come back, tell me all you find was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. Grazie. Gabriele Tagliare, bravo Gabriele. Poi naturalmente lo risentiremo ancora perché avremo 2 o 3 giri insomma, per ogni cantante, grazie. Allora continuiamo su questa linea della gelosia. Allora nel 1974 Dolly Parton scrisse una canzone dove raccontava in qualche maniera la storia di una donna che affrontò a muso duro un'altra donna bellissima che era di fatto quella che secondo lei doveva essere l'amante di suo marito, ma era talmente bella che in modo quasi struggente, quasi implorante le diceva please don't take him just because you can, cioè per favore non prenderlo solo perché puoi farlo, cioè tu sei talmente bella, sei così sensuale che puoi tutto, però non farlo proprio con il mio uomo. Diciamo così, al ritmo di una ballata, però i contenuti veramente toccanti. E allora lo interpretano Elisa Rebeschini, Jolene, al pianoforte Giordano Antonello, alla chitarra Alberto Velo. Elisa Rebeschini. Buonasera a tutti. Jolene, 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 Jolene,
I can easily understand that you could easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. And he talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls her name, Jolene. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you can. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene. And you could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you can. Jolene, One, two, three, four. Grazie. Elisa Remeschini, grazie anche, complimenti a Giordano Antonello e Alberto Velo che poi riproporremo qua ancora una volta. Grazie, grazie. E allora diamo una spolverata a questa ondata di nostalgia che ci è venuta in qualche modo con queste due canzoni che ci hanno ricordato magari temi un po' toccanti, un po' antipatici se vogliamo, e andiamo e tuffiamoci, è proprio il caso di dirlo, nel mondo della Disney, in modo particolare con Oceania. In quanti dei ragazzi, di ragazzini, di bambini hanno visto Oceania? Vediamo, a mani che si alzano. Vi è piaciuto? Beh, insomma, c'è il maschietto qua che ha detto no. Come no? Dai. Più o meno, più o meno. Le canzoni ti piacevano? La musica ti piaceva? Beh, allora questa sera ne riproporremo una. Nella versione italiana era cantata da Chiara Crispo. Come ricordate, film del 2016, grande successo. Questa sera, naturalmente, noi abbiamo chi ce la interpreta. Oltre l'orizzonte, noi abbiamo la vincitrice della sezione 1, categoria A con 97/100, lo diciamo perché lei ha solo 12 anni, Rebecca Piovan. L'acqua segna un confine nascosto, oltre cui non mi spingo, il mio mondo è tutto qua. In me c'è una figlia premurosa, ma vorrei più di ogni cosa avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare. Non succede mai, nulla può cambiare, ma mi fermerò quando troverò il posto adatto a me. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome ed io non so dov'è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi, lo seguirò. È un lungo viaggio quello che affronterò, però tutti paiono felici, qui non cambiano mai niente, penso ti ci abituerai. Hanno quei bei volti sorridenti, sono sempre contenti ed appartengo a loro ormai. So come andare, lo dimostrerò, mi saprò adattare se mi impegnerò, ma la voce dentro
Rebecca Piovan, Rebecca! Ma mai sentito quanti applausi? Gli altri non li hanno presi tutti questi applausi. Mamma mia! Sei contenta di averla cantata così? Sì, sì. Veramente? Si poteva far meglio? No, meglio di così no. Beata sincerità, insomma, d'altra parte l'ha fatta bene? Oh, vedo che anche... Tu come ti chiami? Leonardo, che ha detto che il film gli era piaciuto così così, la canzone invece... Top! Vero? Grazie, a dopo. No, il microfono te lo tieni, dammi il 5, grazie. Bene, allora, da una ragazza a un'altra ragazza, e qua sono veramente curioso di vedere la sua interpretazione, perché la canzone che stiamo per ascoltare è datata 1971 ed ha nel suo interprete, che era Bill Withers, diciamo una espressione, d'altra parte lui era così, insomma, molto black, molto intensa, molto profonda. Sentirlo con la voce di una ragazza che poi si autoaccompagna con la chitarra, secondo me deve essere molto particolare. Molto da strada era in qualche maniera l'interpretazione di Bill, perché quella volta, pensate, lui fece un successo veramente strepitoso con questo brano, e all'epoca lui faceva semplicemente l'operaio in una fabbrica di componenti per i bagni, pensate un po'. Beh, oggi abbiamo una nuova interpretazione, abbiamo una nuova interprete, con Ain't No Sunshine abbiamo Giulia Vianello, accompagnata dalla ballerina Valentina Papa. And no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. And no sunshine when he's gone. And he always gone for long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Wonder if he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and he always gone for long. Anytime he goes away. I know, 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 I know. Hey, I'm thinking alone. Ain't no sunshine when it's gone. Anytime he goes away. Ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. And they always gone for long. Anytime he goes away. Ain't no sunshine when it's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's gone. And he always gone for long. Anytime he goes away. I know, 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 I know. Hey, I'm thinking alone. Ain't no sunshine when it's gone. Anytime he goes away. Anytime that he goes away. Anytime he goes away. Anytime he goes away. Giulia Vianello. E naturalmente un applauso anche per Valentina Papa. Giulia, soltanto una cosa, quanti anni hai? 14. 14 anni, non dico altro. Grazie, ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo. Allora, aggiungiamo altra delicatezza, perché ha saputo
interpretare veramente in maniera molto molto delicata un brano che era in origine molto graffiante. E aggiungiamo, dicevo, delicatezza ad altra delicatezza. Voi avete mai provato a immaginare due calibri da 90 come Barbra Streisand e Céline Dion insieme? Beh, ci sono riusciti i discografici a metterli insieme nel 1997 con un brano che è passato alla storia, Tell Him. Noi naturalmente non possiamo riproporre qua loro due, non possiamo, mi sembrava indelicato, proporre questi due grandi personaggi della musica e dello spettacolo e del cinema qui semplicemente con un videoclip. Abbiamo pensato di far reinterpretare questo brano veramente eccezionale a Giulia Toschi e Michela Mussoni. Tell Him! I'm scared, so afraid to show I care. Really think me weak if I tremble when I speak. There's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my arm in my head, but told you must understand. You can let a chance to love you, pass you by. Tell him that the sun and moon rises. His eyes reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I hold him close to feel this heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch it with the gentleness you feel inside. Feel it. Your love can't be denied. The truth will set you free. You have what's meant to be. All in time you will see. The showing of the magic can be shown. Only close to you. I don't think I could adore if I let me walk away when I have so much to say. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Love is like the shooting love, the heart you first won't know. It's a steady flame that grows. Feel the fire with all the passion you can show. Tonight, I will show this place. This memory time cannot erase.
queen and whisper words so soft and sweet, a holding close to feel inside me. Love with me the gift you give yourself. Never letting go. Grazie. Giulia Toschi e Michela Mussoni. Allora la domanda sorge spontanea, lo chiedono anche loro, chi era Barbra Streisand e chi era Céline Dion? Tra voi due? Io Dopo. faccio la parte di Barbra Streisand, lei di Céline Dion. Ah, ok, no, sono state brave? Il pezzo era difficile, l'avete interpretato veramente molto bene. Grazie, poi ci rivediamo e ci risentiamo con altri brani. A questo punto gli Harem, vediamoli, sentiamoli, gli Harem, aggiungiamo un po' di rock a questa serata. Oh, mi sentite? Sì, più o meno. Allora, il brano che interpretano questa sera, che ha avuto molte versioni, voi probabilmente, molti di voi l'avranno sentito nella interpretazione degli The Animals, Animals della fine anni 60, insomma, nonostante sia passato un po' di tempo, insomma, è stato il brano probabilmente più conosciuto. Stiamo parlando di House of Rising Sun. In questo caso l'interpretazione voi avete pescato da quale cover? Allora, la cantante che la canta Sì. è Hayley Reinhardt. Ok, tra l'altro... Un talent, l'abbiamo scoperta. così. Questa è da vedere. Cosa? E questi? Oh mio Dio! Cioè voi siete nati praticamente ieri e avete già il fans club qui davanti con... Lo alzate e vi voltate dall'altra parte così fate vedere cosa siete venuti a fare? Alzatevi, giratevi, non scontratevi possibilmente. Cioè devono ancora affinare un po' la coordinazione. Questa è un po' di programma che... Ecco. No, allora sono pronti, sono tutti pronti, perfetto. Professionisti. Lo sentirete dalla canzone, lo sentirete dal brano, nell'interpretazione, un testo che si fa molto ascoltare, si fa anche nell'interpretazione dei The Animals, diciamo era quasi una ballata in qualche modo, vero? Però all'interno ha dei contenuti molto drammatici. Lo ascoltate, poi eventualmente ne parleremo, apriremo una conferenza e avremo tutta la separata sede. Gli Harem con The House of Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call a rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know, my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only victim I ever need is a sweet game
primo premio al concorso Onde Sonore 2017. Complimenti ragazzi. Allora ci vediamo dopo, vero? Perché abbiamo ancora 2 esibizioni con i nostri cantanti. Direi di lasciarli adesso riposare e quindi invito a prepararsi sul palco le piccole baby dancer dell'associazione fitness Crocevia di Croce di Musile di Piave. Ma vorrei anche un grandissimo applauso per il nostro service Luigi Rossi, che da oggi pomeriggio davvero con grande professionalità ci segue. Eccole le nostre baby dancer. Loro sono capitanate dalla ballerina Valentina Papa e ci faranno adesso davvero divertire con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017. Quindi vi invito tutti a ballare con loro Occidentalis Karma. E chissà chi farà la scimmia, eh? Indoviniamo un po'. A voi le baby dancer. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, intelligenze demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, speraci, comunque vado a Pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, rivoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scherma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada a Pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, rivoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scherma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste, Ale! Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, rivoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Tante scimmiette qui alla Baby Dancer. Dobbiamo indovinare quale fosse più scimmietta dell'altra, però mi sembra che siamo là, insomma, sono state brave. Baby Dancer!
e ci terranno compagnia, e la cosa naturalmente ci è servita anche per fare riposare le ugole ai nostri cantanti, che poi canzoncina, canzonetta, però dietro le quinte erano tutti che la cantavano, poi alla fine succede questo. Infatti ho detto magari andiamo fuori, facciamo spettacolo nello spettacolo, possiamo cantarla tutti quanti assieme. Però riprendiamo il filo del nostro programma di questa sera, richiamiamo sul palco Gabriele Tagliaro. Gabriele, ritorna! Eccoci qua Gabriele, bravissimo. Intanto che si prepara, ricordo allora un brano che è stato il primo dei Radiohead, il brano è Creep, il primo singolo pubblicato dalla band alternative rock inglese appunto nel 1993. L'album debutto fu Pablo Honey appunto in quell'anno, e questo appunto è il brano che ci sarà reinterpretato non nella versione originale da Gabriele Tagliaro. When you were here before, couldn't look you in the eye. You look like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know this when I'm not around. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, sails around in our away. Sails around in our. She run, 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 run. She Whatever makes you happy, whatever you want. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here?
I don't belong here. I don't belong here. Bravissimo Gabriele, Gabriele Tagliaro. Creep. Complimenti. Allora, ritorniamo un po' indietro nel tempo perché il gruppo di cui stiamo parlando, cioè Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, animò soprattutto il movimento hippie degli anni 60 e 70. E, diciamo, il loro genere musicale aveva un che di rock, folk, gospel, anche il rock psichedelico. Era un gruppo un po' particolare perché arrivava, pensate, fino a 12 elementi. Oggi noi ne abbiamo 3 qui che accompagneranno, che ci proporranno questa canzone. Come sarà la loro interpretazione non rimane altro che ascoltarli. Naturalmente Elisa Rebeschini, poi al pianoforte Giordano Antonello e alla chitarra Alberto Velo con Home. Hey, Alabama, Arkansas, I do love mama and pa, not the way that I do love you. Holy moly, me oh my, you're the apple of my eye, girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend, I scream me to nothingness, there ain't nothing that I need. Holly, heavy, puppy pie, chocolate candy, Jesus Christ, there ain't nothing please more than you. I hope, let me come home. Home is whenever I'm with you. I hope, let me come home, home, home. Home is whenever I'm with you. Oh, 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 oh. Take me home, baby, I'm coming home. Follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. Modern boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I've been everywhere with you. That's true. We laughed until we live, we die. Back on a summer night, nothing new is sweeter than you. And in the streets we're running free, like it's only you and me. Geez, there's something to see. I hope, let me come home. Home is whenever I'm with you. I hope, let me come home. Home is whenever I'm with you. I hope, let me come home. Home is whenever I'm with you. I hope, yes I am home. Home is when I'm alone with you. Hey, Alabama, Arkansas, I do love mama and pa. Motor boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I hope, let me come home. Home is whenever I'm with you. I hope, let me come home, home, home. Home is whenever I'm with you. I hope, let me come home. Home is whenever I'm with you. I hope, yes I am home. Home is when I'm alone with you. Grazie.
Elisa Reveschini, pazza, l'ha fatto veramente. Dovete sapere che dietro le quinte ha detto, beh, quasi quasi faccio il fischio iniziale, perché nella sua versione del gruppo prevedeva anche questo. Lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, alla fine l'ha fatto, è uscito bene, brava. Grazie. Brava Rebecca, complimenti. Rituffiamoci, anche in questo caso è proprio, scusate visto di parole, il caso di dirlo, nel mare, in fondo al mar. Se io dico in fondo al mar, cosa vi viene in mente? La sirenetta. La sirenetta, giusto? Ho indovinato? No, perché ho buttato là una frase così che mi veniva in mente, reminiscenze da bambino, insomma, quando si guardavano questi film, che sono sempre verdi. La sirenetta, naturalmente, è il film a cui viene tratta questa canzone. La canzone è Parte del tuo mondo, quando lei cantava come si chiamano questi, come si chiama questo, come si chiama quell'altro, e naturalmente lei è Rebecca Piovan. Guardati un po', quello che ho è una raccolta preziosa, lo so. Vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai. Che tesori, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me. Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie. Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Vuoi un come si chiama? Io ne ho 20, ma lassù cosa mai ci sarà? Imparerei tutto, già lo so, vorrei provare anche a ballare e camminare su quei, come si chiamano? Ah, piedi. Con le mie pinne non si può fare, correre le gambe per saltare, da andare a spasso per la, come si dice? Strada. Vedrei anch'io la gente che al sole sempre sta con me, vorrei essere lì senza un perché, in libertà. Come vorrei poter uscire fuori dall'acqua, che pagherei per stare un po' sdraiata al sole. Scommetto che sulla terra le figlie non le sgridano mai, nella vita fanno in fretta ad imparare. Sanno incantare, conoscono come spostare ciò che chiedi, cos'è un fuoco e sai perché, come si dice, brucia. Ma un giorno, se mai potrò, esplorerò la riva lassù. Fuori dal mare. Come vorrei vivere Brava Rebecca, brava, brava, brava. Come si chiamava la sirenetta? Ariel. Ariel, giusto, indovinato, promossa. Grazie, poi ci sentiamo con qualcosa di un po' più complicato, perché va bene fare le canzoni dei cartoni animati, ma qualcosa di più grandicello vedremo poi come si comporterà la nostra Rebecca. Allora, se io vi dico dei White Stripes, il nulla. Se io vi dicessi po 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 po, la riconoscete? Fatemela allora. 1, 2, 3. Po.
Eh sì, qua si segna domani, cioè, l'Italia non avrebbe mai vinto con questi cori qua. Beh, insomma, The White Stripes, che è naturalmente diventata famosa proprio nel 2006, non con l'interpretazione di Totti, la prima che sbagliò completamente, ma poi naturalmente con i cori da stadio che ne seguirono e con l'Italia che vinse i mondiali. Però ci fu successivamente, e fino a quel momento i Seven Nation Army praticamente non erano quasi conosciuti, appunto mancava poco che fossero nel dimenticatoio, e questa canzone li proiettò a livello internazionale, tant'è vero che ancora adesso negli stadi di tutto il mondo si prova a accennare questa interpretazione. Però successivamente ci fu una reinterpretazione molto più delicata da parte di Melanie Martinez, e noi abbiamo provato a chiedere alla nostra Giulia Vianello, con voce e chitarra, a fare altrettanto. Giulia. I'm gonna fight 'em all. The Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. There can fall through my mind behind a cigarette, and the message coming from my eye say, leave it alone. Da-dum, dum, 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 da-dum, dum, dum, da-da-da. Don't wanna hear about it. Every single one has got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hound of Hell. And if I can't take coming back my way, I'm gonna serve you to you. And it ain't what you wanna hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones say, find a home. Da-dum, dum, 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 da-dum, dum, dum, da-da-da. I'm gonna wait to die, far from this opera forevermore. I'm gonna walk the stroke, make this way I dream out of every pore. And I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding right before the Lord. Oh, the walls are gonna be frosty and I will see no more. And the stains coming from my blood tell me go back home. Go back home. Go back home. Go back home. Da-dum, dum, dum, da-da-da-da. Più o meno così, insomma. Grazie Giulia Vianello. Poi toccherà ancora a te più tardi. Adesso riposati un attimino, bevi un po' d'acqua, sorseggia, goditi questa frescura così estiva di questa settimana, insomma, perché farà mica caldo. No, forse, giusto un attimo. Grazie Giulia. Allora, andiamo avanti. Allora, ci sono delle volte in cui io mi rifiuto di presentare una canzone, perché ci sono delle canzoni che, insomma, sono talmente... Cioè, noi siamo qua e le canzoni sono qua che non puoi presentare, non puoi inventarti qualcosa. Quando ci sono canzoni che come frasi hanno che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, come fai a presentarle? Non rimane altro che farle cantare a Giulia Toschi e Michela Mussoni con Pensieri e Parole.
rubava, che soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e in un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia vita, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo per bene, che mostrava tutte quante le sue pene, la mia sincerità per rubare la sua serenità. Che ne sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io. Dammi forza, mio Dio, un altro uomo. Chiedo adesso perdono, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, non odiarmi se puoi. Conosci me, che ne sai di un viaggio in velchiera, che ne sai di un amore serena, di tuoi occhi sbarrati che mi hanno detto bugiarda finita. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, eppur quel che diceva chissà perché, chissà, adesso è verità. Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io. Dammi forza, mio Dio, un altro uomo. Chiedo adesso perdono, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, non odiarmi se puoi. Grazie. Ha paura di essere preso per mano, ma che ne sai? Grazie ancora a Giulia Toschi e Michela Mussoni, grazie anche al nostro corpo di ballo, alla ballerina Valentina Papa. Allora, richiamiamo gli Harem. Ci sono? Ci siete? Volete ancora lo striscione, tutto quanto il resto? Dove hai lasciato gli altri? Stanno arrivando? Sì. Allora, andiamo a sentire Nobody's Wife, che è stato il secondo singolo del primo album, quindi dell'album di debutto di Anouk. Primo album, singolo, successo mondiale, internazionale. E lo sentiamo, cosa dici? Aggiungiamo un po' di rock a questa serata? Certo. Gli Harem!
times that I killed your dreams, for the times that I went to war, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I walked you, let you stop. It's too bad, that's me. What comes around, you to see. Did I get ready to burn it all play? 'Cause I need a first time. Then I'm mad it goes insane. Gonna spend my weeks to embrace it for life. Suck it all below. I'll never be nobody's wife. I'm sorry for the times that I made it go home. Left you lying on bed alone. Fly high in the sky wind in my shoulder. You like a stone gonna run my neck, sit. Got it up before I bring my back, sit. I couldn't say what I feel before I grow older. Sorry, but I ain't gonna chase my way. I'm gonna try, but I stay the same. I got to do it my own way. It's so bad, that's me. What comes around you to see. Did I get ready to burn it all back? 'Cause I did it first time. Then I'm mad it goes insane. Gonna spend my weeks to embrace it for life. Suck it all below my. I'll never be nobody's wife. It's too bad, that's me. What comes around, you to see. Did I get ready to burn it all back? 'Cause I did it first time. Then I'm mad it goes insane. Gonna spread my wings to embrace it for life. Suck it all below. I'll never be nobody's wife. I'll never be, never gonna be, never gonna be nobody's wife. Yarem! Grazie. Però per essere veramente i rockettari alla fine dovete spaccare le chitarre, spaccare tutto, no? No, è divertente, stavo ridendo prima. Costano. No, costano, giusto un attimo, ho detto, quando farò, sarò un po' più Grazie a famoso. tutti. Grazie. No, è bello perché da quando hanno iniziato a cantare prima c'erano le ragazzine dietro che dicevano ma cos'è un harem? E come spiegarlo? Vabbè, gli ho detto, prima della fine riusciremo a trovare una formula se qualche genitore mi aiuta, grazie. Allora, Gabriele Tagliaro, Gabriele ci sei? Gabriele che viene a cantarci una canzone che in qualche modo ha segnato anche questa la storia, la canzone di Gary Moore, Still Got the Blues, perché allora, questa è stata incisa nell'album di Chuck Berry on Stage, che in qualche modo segnò negli anni '80 il suo passaggio all'hard blues, e in qualche modo ecco perché è anche significativa e probabilmente è un brano che sta molto nelle tue corde, vero? Sì, abbastanza. Beh, direi molto, perché vedrete l'interpretazione, se no non avrebbe scelto. Che cavolate sto dicendo, giusto, vero? Allora, con Still Got the Blues, Gabriele Tagliaro. Grazie. Used to be so easy to give my heart away, but I found it a hard way. There's a price you have to pay.
the blues for you. Though the day can let go, there is something I know, but I still got the blues for you. Grazie, Gabriele Tagliaro, grazie. grazie mille. Grazie, complimenti ancora per la tua splendida interpretazione. Gabri Ermeio. Queste le hai pagate tu però, vero? Complimenti Grazie. Gabriele. Poi ci rivediamo alla fine e rimanete con noi perché ci sarà una bellissima sorpresa per tutti voi da parte dei nostri ragazzi. E allora andiamo avanti con Elisa Rebeschini, naturalmente accompagnata sempre da Giordano Antonello e Alberto Velo con Pump Up Kids, che è una canzone, non fatevi ingannare dal ritmo di questa melodia, perché i contenuti sono... Ma perché scegliete tutti questi testi che dentro si parla di suicidi, di drammi, di roba? Comunque la canzone è molto bella. Elisa Rebeschini. Mother's got a weekend. He look around the road, he won't tell you his plan. He's got a roll cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy, he ain't found a six-shooter gun in his left closet, and then the box of fun things I don't even know why, but it's coming for you, yeah, it's coming for you. All the other kids with the bumper kicks, you better run, better run. I'll run my gun. All the other kids with the bumper kicks, you better run, faster than my bullet. Daddy works a long day. He'll be coming home late, yeah, he's coming home late. He's bringing me a surprise. His dinner's in the kitchen and his back in eyes. I waited for a long time. Yeah, there's light on my hands. Now I quick pull the trigger, reason with my cigarette. You see your legs on fire, you lost your wits, yeah. All the other kids with the bumper kicks, you better run, better run. I'll run my gun. All the other kids with the bumper kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the bumper kicks, you better run. I'll run my gun. All the other kids with the bumper kicks, you better run, faster than my bullet. You better run, better run. All the other kids with the bumper kicks, you better run. I'll run my gun. All the other kids with the bumper kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the bumper kicks, you better run. I'll run my gun. All the other kids with the bumper kicks, you better run, faster than my bullet. Grazie. Grazie, grazie, 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 grazie.
Elisa Reveschini, grazie, anche te non scappare via, non te ne andare nonostante il caldo, perché poi alla fine ci sarà una sorpresa per tutti, grazie ancora. E allora, avevamo detto prima, cara Rebecca, vieni qua, dove sei? Rebecca Piovan, ci sei? Intanto ti sistemano un po' il microfono, perché adesso tu ti sei presa gli applausi facili, perché ha fatto le canzoni della Disney, la Sirenetta, no, questo sì, vediamo se ci arrivi, no, alzati, sei piccola. No, giustamente a 12 anni che dice perché doveva essere così grande. Invece questa volta canti una canzone da grandi, giusto? Chi è la cantante che interpreti? Chiara Galeazzi. Chiara Galeazzi, che ha vinto l'edizione X Factor di che anno? Non mi ricordo, neanch'io. Insomma, ha vinto l'edizione no, magari se lo sapeva lei. Però ha partecipato a Sanremo. Sì, Quante volte? non lo so. 3 volte, te lo dico io questa qua, e la canzone che interpreta questa sera è stata cantata dalla nostra Chiara nel 2015, edizione 2015, quinto posto, però come con tutte le volte, o meglio la maggior parte delle volte che le canzoni di Sanremo non vincono, poi hanno grande successo durante l'estate, compresa anche questa, perché la canzone di Chiara si chiama Straordinario. e la sentiamo cantare da te, Straordinaria. Chiedo spesso se tu sei felice come me, se poi ti basta quello che ci unisce, un po' d'amore e poche regole. Mi chiedi spesso di chi sono quegli occhi che ci guardano. Io ti rispondo sono stelle, ma tu non ci credi neanche un po'. E allora saliremo sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso, un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo ed io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te. Se un giorno io volessi di più di tutto quello che già ho, ti troverei dentro un'altra vita con lo stesso sguardo perso ma sincero. Ci siamo presi a pugni e poi a baci fino a ridere. Le mani ci hanno fatto un male senza volersi mai staccare e saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso, un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo ed io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te. Andiamo insieme fino sono gli anni più duri, ma dico noi migliori, e saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso, un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo ed io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te. Andiamo insieme fino in capo al mondo, perdiamoci mano nella mano, questo viaggio avrà un finale straordinario se viaggi con me. Mi chiedo spesso se tu sei felice come me. Grazie. Rebecca Piovana, ce l'abbiamo fatta anche cantare le canzoni dei grandi. Come ti sei piaciuta? Andava bene? Sì. Ringraziamo anche la Valentina. Valentina, torna fuori? Dai, no, un applauso anche per la Valentina, cioè, se no... Oh, complimenti, brava. Grazie Rebecca, ci vediamo dopo, ok? Perfetto. Bene, quando i fratelli Gallagher non litigavano e stavano ancora insieme, stiamo parlando degli Oasis, riuscivano anche a fare delle canzoni particolarmente belle. Una di queste è Champagne Supernova, che è fatta parte dell'album del 1995. Ce la ripropone Giulia Vianello.
her why, through my dreams she never dies. Wipe that tear away now from her eyes. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, champagne supernova. 'Cause people believe that they're gonna get away from the sermon. 'Cause you and I will live and die. The worst has been around, we don't know why. Why? Man is special, people change. Many lives are living strange. Where were you? Are we getting nigh? We were getting high. 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 Giulia Vianello, brava, complimenti, grazie della tua splendida interpretazione, grazie per averci fatto compagnia questa sera in questo concerto quasi senza fine, non vorremmo che finisse mai perché siete veramente tutti quanti molto bravi. Allora andiamo avanti, abbiamo citato prima il Festival Show che si terrà il 10 di agosto, quindi la prossima settimana in Piazza Torino, ricordo tanti nomi, ingresso libero, vale la pena di partecipare. Intanto ci godiamo questo spettacolo. Perché ho citato il Festival Show? Perché la prossima canzone è stata portata anche a Sanremo Giovani da un gruppo che in qualche modo ha goduto di un momento veramente particolare, di grande successo, soprattutto tra le ragazzine. Io ricordo loro erano ospiti al Festival Show, appena nominavi i Sonora scoppiava praticamente il finimondo. Allora viene interpretato da Giulia Toschi e Michela Mussoni con L'amore, naturalmente i Sonora e Valentina Papa che li accompagnerà al ballo. Guardo il cielo e non vedo altro colore, solo un grigio piombo che mi spegne il sole. L'unica certezza è gli occhi che io ho di te. Due fotografie e tutto ciò che rimane. Sul mio letto il vento le fa volare. La distanza che ci divide fa male anche a me. Se non vai via, l'amore è qui. Sei un ghiaccio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. Così sono sola anch'io, come vivi tu. Cerco come te l'amore. Quel che so di te è soltanto il tuo nome, la tua voce suona in questa canzone, musica e parole, emozioni che scrivo di noi. Se non vai via, il mondo è qui. Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. Così
Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. Così sono sola anch'io, come vivi tu. Cerco come te l'amore. Giulia Toschi e Michela Mussoni. Abbiamo iniziato con la gelosia e finiamo con il grande amore. Grande amore che è stato interpretato dai Sonora, Valentina Papa e naturalmente da voi due. Poi ci rivediamo per il gran finale. A questo punto gli Harem, che sono pronti ancora a farci compagnia, a riportarci il grande rock con un pizzico di heavy metal. Perché sono spariti? No, si stanno raggruppando, perché essendo un harem, insomma, c'è grande spazio, sono tante persone, stanno divertendo. Allora, noi andiamo nell'universo Beatles, però la canzone che interpreteranno, la Helter Skelter, che non vuol dire assolutamente niente, ma loro interpretavano praticamente con Helter Skelter, chiamavano gli scivoli sostanzialmente del Luna Park. Ecco, è stato il momento in cui i Beatles hanno buttato là qualcosa che poi chi li ha seguiti in qualche modo ha preso in mano le note, lo spunto per lanciare appunto l'heavy metal, in modo particolare i Motley Crue, che appunto è l'interpretazione che poi è stata presa proprio dagli Harem. Scusate un attimo, vieni un attimo qua. No, vieni. No, perché vediamo se siamo d'accordo noi due. Prova a far così. No, non sembra Rovazzi? No, è Rovazzi, è lui. Grazie che sei venuto a Jesolo. Grazie, vai. Però lui sa suonare. Però lui sa suonare, questa è bella, grandiosa. Gli Harem! Grazie. Poi mi uccide. To the top of this line, when I stop, when I turn, when I go for a ride, then I get to the bottom, then I see we go. Yeah. Do you wanna love you? Yeah. 'Cause I'm fast, but I'm amazing love you. Yeah. Tell me, come on, tell me the answer. You may be beloved, but you ain't no wanna make you, yeah. Come on, fast, but I don't wanna break you, yeah. Tell
Gli Yarem! Un grandissimo applauso al gruppo degli Yarem qui sul palco di Piazza Aurora a Jesolo. Grazie ragazzi, grazie, complimenti e grazie di aver portato un po' Grazie di a rock tutti. qui. Grazie naturalmente anche a voi, non scappate perché c'è il gran finale, la grande sorpresa, torniamo a dire un'altra volta. Grazie, non E distruggere le grazie a caviglie. tutti gli artisti che si sono esibiti questa sera, davvero una serata straordinaria. Ah no, diciamolo subito, non siamo ai titoli di coda, quindi rimanete lì in altri 2, 3, 20, mezz'ora, un'ora, non so, Allora, qualcosina. prima di presentarvi la nostra sorpresa finale, ecco, desidero davvero ringraziare l'amministrazione comunale della città di Jesolo e il comitato cittadino di Piazza Aurora, davvero per la gentile ospitalità e per aver offerto questo palcoscenico ai nostri vincitori. Meritano un applauso. Meritano davvero un grande applauso. E vorrei anche un grande applauso al nostro service di Luigi Rossi e tutto il suo staff che con grande professionalità ha ragazzi. lavorato da oggi pomeriggio. Un grazie davvero anche agli gli amici fotografi che questa sera hanno immortalato le nostre grandi emozioni e all'amico che registra per noi tutta questa magnifica serata. Grazie davvero. Ma vuoi dire che tutte le cavolate che ho detto sono, cioè, Sono tutte documentate, tutte documentate, Cioè, ma non mi salvo più. io ho firmato la liberatoria, posso, vero? Cioè, tu l'hai filmata per conto Certo. mio, cioè, questa è bella, cioè. Bene, grazie naturalmente alla Fioreria Roma per il gentile omaggio che adesso daremo ai nostri ragazzi, al negozio 2L Carrer di Zenson di Piave, un piccolo pensiero ma con grande affetto. Allora io vorrei adesso qui con me le mie aiutanti perché ogni trasmissione di successo davvero ha le sue vallette e quindi chiamo qui con me adesso Andrea Rosa e Alessia per consegnare dei piccoli omaggi ai nostri artisti. Agli artisti. Allora, vorrei qui con me sul palco Valentina Papa Che e è le la- sue piccole baby dancer. Facciamo un applauso a Valentina e le baby dancer. Quindi ci smontiamo un po' per lasciare passare, hanno dato quel tocco in più di spettacolo. Allora, un omaggio davvero di cuore a Valentina, eccola. E Ecco, e un piccolo pensiero anche a tutte le baby dancer che hanno ballato con noi questo straordinario successo di Occidentali Scarma. Ecco, qui davanti per una bella foto ricordo. allora diciamo anche come si chiamano, no? Valentina, allora passiamo il microfono, tu ti chiami? Gloria, Giulia, Ludovica, Eleonora, Sveva, Clarissa, Giulia. E Giulia, perfetto, a tutte loro. Grande applauso. Grazie, applauso alle nostre scimmette. E grazie per essere stati qui con noi a Onde Sonore. Mettetevi Valentina, mettetevi un angolino però non uscite. Esatto, ok? rimaniamo Rimanete qui in proprio noi. scena. Un grazie davvero a questo straordinario amico Chi è? e super professional presentatore Fabrizio Cibin. Grazie. Un gentile omaggio da Anche per tutti me. noi, dallo Wow. staff per questo Bello grande pre- amico proprio di Onde Sonore. Bello presentare. Non te l'aspettavi, No. vero? Ecco. Bene, Poi no. abbiamo lasciato senza parole Fabrizio Cibin. No, Incredibile. calma, senza parole è una parola grossa, appunto, dai, senza parole. Io- Grazie Fabrizio Grazie. davvero per tutto quello che hai fatto, grazie. E adesso vorrei qui con me gli artisti che si sono esibiti, li vuoi chiamare tu? Sì, se mi ricordo i nomi. Volto la pagina. Allora, cominciamo con Rebecca Piovan, Facciamo un applauso a Rebecca. Elisa Rebeschini e naturalmente anche con chi l'ha Giordano accompagnata. Antonello Sì, e esatto. Alberto Velo. Un grande applauso anche a loro. Non andate via, naturalmente, Giulia Rimaniamo Vianello. qui sul palco. Giulia, ci sei? Hai lasciato per una volta la chitarra, secondo me sembrava quasi una prosecuzione del tuo corpo, la chitarra, perché non la mollavi un secondo. Poi Michela Mussoni e Giulia Toschi. Un piccolo pensiero anche per loro. Loro che arrivano dalla Romagna sono venuti a portare la bella musica qui a Jesolo, nella costa veneziana. Gabriele Tagliaro. Complimenti anche a Gabriele. Anche lui vincitore selezionato della nona edizione di Onde Sonore. E il rock fatto immagine e somiglianza degli Yarem. Eccoli, un grande applauso agli Con Yarem. Anna Buso, Noemi Chimirri, Chiara Ferro, Riccardo Moretto e Margherita Tedesco. Ecco, spostiamoci un pochino così ci siamo tutti. Ecco, un applauso accumulativo ci sta tutto perché sono stati bravissimi. Assolutamente. Grandi emozioni sempre su questo
palco. Io so che Onde Sonore porta sempre tanta fortuna ai nostri giovani artisti e quindi quando il talento passa davvero per Jesolo poi prende sempre il volo. Eh sì, come abbiamo detto in precedenza. Vorrei chiamare qui sul palco il presidente del comitato che si è goduto tutto quanto lo spettacolo, fino all'ultimo è rimasto seduto a dimostrazione del fatto che veramente gli è piaciuto. Dov'è il presidente? Eccolo, sta arrivando, il signor Vittorio Gallo è qui con noi. Che si è preso tutta la calma possibile, no, perché deve controllare naturalmente che tutto funzioni alla meraviglia anche dall'altra parte, però se non arriva io poi non so cosa più dire. No, arriva, No, eccolo scherzo, qui. naturalmente. Grazie naturalmente per la gentilissima ospitalità, tutto è stato perfetto. Ringrazio naturalmente per i fiori, per l'allestimento ecco, del palco. Grazie signor Vittorio, a lei la parola. Buonasera a tutti, grazie per essere stati numerosi e calorosi con questi ragazzi che partono da Piazza Aurora e magari questa è l'aurora per un loro percorso, per un loro grande successo. Grazie di cuore. Grazie Presidente, grazie delle parole, grazie. Bene, a questo punto Sabrina Comin. Complimenti. Grazie Fabrizio, grazie a tutti voi perché stare su questo palco è sempre una grande emozione, ma grazie soprattutto ai miei straordinari talenti di Onde Sonore. Naturalmente stiamo già lavorando, anzi state già lavorando dietro le quinte per la prossima edizione che è molto importante perché è la Perché 10ª. sarà il decennale, quindi nel 2018 io ho già avuto la conferma dall'amministrazione comunale della città di Jesolo che riusciremo ad organizzare la 10ª edizione di Onde Sonore e magari con qualche sorpresina anche in più, chi lo sa. E a proposito di sorprese, siamo pronti ragazzi, perché se tutto va fatto con amore, se tutto va fatto con il cuore, se tutto va fatto insieme, e allora Somebody to Love. A voi il gran finale. Rimanete tutti qua, no? Beh, insomma, anche perché dovete fare il coro. Each morning I get up a daily, getting belly stain on my feet. Take a little look in the mirror and cry. Oh, what you do to me. I spend my years believing you, but I trust it can only lead. Somebody, anybody find me? Somebody to love. I work hard every day of my life. I work like in my boat. At the end of the day, I take home my heart for home. Somebody, Anybody find me? Somebody to love. Every day I'm trying, but everybody comes and puts me down. Oh, crazy. They gotta run in my brain. I'm no common sense. I got nobody
me, I'm alright. I don't face no defeat. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Love me somebody to love. Find 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 me somebody to love. Somebody, 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 find me somebody to love. Anybody find me somebody to love? Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to E questa è la magia di Onde Sonore, grazie a tutti, grazie ragazzi, grazie a questo splendido spettacolo, grazie a chi ci ha supportato, grazie alla Sabrina Comin, buona estate a tutti, ci vediamo per la 10ª edizione 2018. Buone vacanze qui nella mia città di Jesolo dall'Associazione Musica Viva e dalle scuole Monteverdi. E viva Onde Sonore, arrivederci al 2018. Ciao a tutti! Grazie a tutti. Adesso comunicazione di servizio, ci facciamo una foto per piacere ufficiale, quindi non andate via, grazie. Chiediamo ai nostri amici fotografi, ecco, di immortalare l'ultima immagine proprio di Onde Sonore 2017. Grazie, qui con me tutti presenti. Thank you.